Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è venerdì, dunque siamo al consueto appuntamento con le Sibille gratuite che metto a disposizione 2 sere a settimana, dunque il lunedì alle 21:30 e il venerdì alle 21:30 qui sul mio canale YouTube. Vi ricordo comunque che gli appuntamenti con le dirette si integrano anche con l'appuntamento del mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, l'iscrizione al canale è gratuita chiaramente e vi consente di poter porre la vostra domanda nella chat dal vivo durante le dirette. Dunque non esitate a sostenerci e ad iscrivervi e insomma siamo comunque qui 3 sere a settimana e comunque siamo disponibili anche per consulti privati a pagamento. Un consulto in privato ha un costo di 20 euro e la durata di 45 minuti. Dunque durante questo tempo riusciamo veramente ad approfondire gli argomenti che vi stanno a cuore, anche per il tramite dell'astrologia antica, che è una disciplina poco diffusa, poco nota, ma veramente molto interessante, anche con la radiestesia, vale a dire con l'uso del pendolino e dei quadranti di interrogazione e ovviamente le mie amiche Sibille. Benissimo, detto questo, io vi ricordo inoltre che siamo presenti su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Questi sono i gruppi che seguiamo personalmente, il Marietto Veneziano e la sottoscritta. Collaboriamo anche con il gruppo di Paola Chiarilli, Radiestesia, Radionica, Genesa e Magie Varie. Dunque potete iscrivervi anche in quel canale e troverete noi anche lì. Inoltre, e con questo chiudo, prima di passare ai saluti degli amici che vedo collegati, siamo anche online sul sito ilcapitano.altervista.org da diversi anni ormai ed è il primo sito in Italia per la radionica. Trovate molti PDF gratuiti da scaricare e da attivare per appunto risolvere o migliorare i più svariati settori, ambiti della vita attraverso l'uso delle onde di forma e dei circuiti. Ma non solo, c'è anche una sezione i casti sacerdotali e una sezione Lea Jacob, Hildegarda, dove trovate appunto dispense anche di ermetismo, cabala e queste discipline comunque di natura esoterica. Ovviamente c'è una sezione shop nella quale potrete trovare i nostri servizi a pagamento. Benissimo, vi ho detto tutto. Nel titolo della diretta trovate anche il numero a cui contattarmi per consulti privati a pagamento. Bene, vedo che siete numerosi, mi fa tanto piacere. Comincio con i saluti. Ovviamente non posso non salutare la regia, il Marietto Veneziano, e ricordarvi che stasera, che è venerdì, il Marietto Veneziano e io siamo attivi subito dopo la diretta con le pulizie per tutte le persone, le pulizie radiestesiche per tutte le persone che si sono affidate a noi per i riequilibri energetici. Ho così voglia di dire che stasera mi mangio le parole, dunque vi chiedo perdono. Dunque, dopo la diretta, la nostra serata prosegue, tra l'altro prosegue anche con la ritualistica, dunque siete in buone mani, ricordatevelo, noi ci siamo sempre. Buonasera Cira, buonasera Perla, buonasera Chiara, buonasera Michelle, neomamma straordinaria, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Perla, ti ho salutato, sì. Buonasera Maria, buonasera Emiliana, buonasera Stella, buonasera Donatella, buonasera Imma, oh Imma, ciao, buonasera Pierluca, buonasera Beatrice, Persefone, buonasera, buonasera Antonio, buonasera Marisa,
Buonasera Emily e buonasera Federica. Benissimo, ovviamente vedo che ci sono anche altre persone collegate che non hanno salutato, io saluto ovviamente tutti, anche chi non, per timore, per timidezza non ha scritto, sono comunque qui e vi ringrazio tantissimo per essere presenti, essere in mia compagnia questa sera. Ma bando alle ciance che stasera ne ho dette tante. Cominciamo a rispondere, vediamo un pochettino Cira, che ha scritto la prima domanda, dunque puntualissimo ovviamente. Allora, Cira, io mi devo avvicinare ormai perché anche a me l'età fa questo. Vediamo un po'. Allora, Cira, avrò a breve un amore stabile, 28 dicembre 75, sono single da tempo, anche se spero in un ritorno. Ok, va bene, vediamo un po' Cira. Vediamo cosa ci dicono le sibille per te in amore. Facciamo prima, non chiedo né per il ritorno né per... Vediamo, facciamoci sorprendere. Allora. Cira, io vedo tante chiacchiere, tanti pettegolezzi su di te, eh? Vediamo un po'. Andiamo un po' indietro, ecco qua. E 4. No, ritorno non ne vedo, mi dispiace, però andiamo con ordine. Partiamo dalla prima linea, che è la linea del passato, ovviamente il passato che influisce in qualche modo nel presente relativamente alla tua richiesta. Dunque, vedo che per molto tempo sei rimasta in attesa di notizie che potevano arrivare o che arrivavano da un posto lontano rispetto il luogo in cui vivi o da qualcuno di un posto lontano o notizie comunque che arrivavano da lontano. In queste notizie sembra che qualcosa fosse vero, qualcosa no, dunque cose da prendere con le pinze e che però ti hanno aperto, come dire, le porte alla fantasia, ai desideri e ai progetti per quanto riguarda il tuo futuro. Dunque la linea del passato non parla di qualcosa di nefasto o negativo, ma lascia comunque intendere che qualcosa, qualche promessa, qualche cosa fatta, detta, era forse un po' più della verità, però insomma eri in un'attesa abbastanza costruttiva. Al presente però probabilmente questa attesa ha generato come dire, un abbattimento morale, una perdita di speranza, ma anche di fiducia probabilmente. Forse legato a una grande passione, una segreta passione che continui a coltivare. C'è qualche cosa che tieni per te, che custodisci gelosamente, ma anche la possibilità che tuttora ci sia una passione nella tua vita, ma che origina delle lotte, diciamo che crea delle problematiche che ancora adesso non hanno una soluzione. Devo dirti che se anche non vedo un ritorno, vedo un grande cambiamento, un'occasione per veramente un incontro molto propizio nel prossimo periodo e dunque o è legato a un tuo spostamento, forse devi fisicamente andare da qualche parte, oppure avverrà un cambiamento per te, un cambiamento che ti porterà a fare delle scelte valide proprio per quanto riguarda le questioni sentimentali. Dunque si apre una possibilità, un capitolo abbastanza significativo, ma devo dirti che nonostante il periodo sarà interessante,
non sarà esente da problematiche, perché come vedi qui abbiamo due carte particolari, dunque intanto la possibilità che qualcuno non ti perda d'occhio, che ci sia qualcuno o che ci sarà qualcuno che comunque non si perderà questi movimenti, che si accorgerà che qualcosa nella tua vita è cambiato e che dunque potrà creare delle circostanze un po' di ostacolo, magari con discussioni. Posso dirti comunque che la stesa chiude in modo abbastanza interessante perché è comunque una carta indizio di buone opportunità, buone occasioni, ma anche della possibilità che intorno a te ci saranno persone, nonostante tutto, comprensive, disponibili, ma attenzione, non trascurare nessuna occasione, perché probabilmente l'interferenza, come abbiamo visto, di qualcuno che non si perderà nessuno dei tuoi movimenti, che ti terrà un po' d'occhio, che probabilmente creerà discussioni, dispiaceri, eccetera, magari ti farà perdere qualche opportunità anche interessante per te. Dunque non lasciarti fuorviare da nessuno, piuttosto ascolta veramente dentro di te. Se hai dubbi, contattami. Allora, che dire qui? Nell'esito abbiamo un flirt, sicuramente un corteggiamento, forse anche più di uno, perché l'allegrezza al cuore è come dire, un indicatore di periodi abbastanza sereni, spensierati, festosi, oppure l'occasione di qualche momento di incontro felice, magari legato a qualche episodio di festa o una ricorrenza. Comunque vedi che compare un uomo bruno. Dunque è un uomo bruno che in qualche modo comunque con il corteggiamento creerà un po' di aspettative, un po' di attese tormentate, dunque potrebbe essere una persona che per questioni anche lavorative o per questioni sue dovrà allontanarsi o che creerà un distacco, però devo dirti che comunque sembra proprio sbocciare un qualcosa. Ok, non sembra l'amore della tua vita, ma sembra comunque qualcosa di interessante. Va bene? Benissimo. Allora, andiamo avanti alla prossima domanda, mi rinforco gli occhiali e rispondo a Emiliana, mi sembra che sia lei la prossima domanda. Emilia, 10 maggio 2001, vorrei sapere come andrà a finire con me e Arcangelo. Che bel nome, Arcangelo, wow. Allora, 19 dicembre del 2000, che poi vi confesso che vedo uguale, forse vedo perfino meglio senza occhiali, ma fanno scena, danno un tocco di serietà. Allora, Emilia, e vediamo come andrà con Arcangelo. 19 dicembre 2000. Non è un nome molto diffuso, è un nome molto bello, vediamo un po'. Emilia e Arcangelo. Sibille, diteci come andrà. Allora, al taglio abbiamo situazioni, sembra che vi incontriate, io non so se studiate assieme o per qualche motivazione lavorativa o chissà, un concorso, non lo so, mi sembra appunto che vi incontriate anche con questi, magari con qualcuno di questi pretesti. Ad ogni modo è un interessamento che porta dell'intimità, ma che sembra comunque distaccato all'esterno. Beh, comunque vedremo cosa viene fuori.
Allora, abbiamo una prima linea, diciamo che nella prima linea legata al passato, rispetto alla tua domanda, sembra appunto che tra voi sia nata in principio come un'amicizia. Infatti viene fuori la carta dell'amica, dunque l'ascolto in alcuni momenti, la presenza, anche la collaborazione, comunque anche il domestico è una carta che annuncia o indica una persona disponibile, presente. Dunque per entrambi è stato così, quantomeno all'inizio, anche se in termini più amichevoli che non altro. Qui sai, Belvedere bambino in genere è un abbinamento che può comparire anche nei casi di una gravidanza. Ovviamente stiamo parlando del passato, dunque io non ho idea se veramente sia stato così oppure no, ma può anche indicare che si attendeva il momento buono per cominciare qualcosa o per costruire un rapporto soprattutto di fiducia o che si vedeva un pochino crescere questa fiducia. Attenzione perché sembra che comunque questo rapporto possa essere nato soprattutto nel passato, però in un modo diverso da quello che hai percepito. Dunque c'è la possibilità che il tutto sia stato visto non esattamente per quello che è, dunque un pochino frainteso. Però che oggettivamente sia cominciato un qualcosina c'è. Al presente vedo che qualcosina si sta muovendo, o se siete già insieme, che ci sia comunque un momento di sconforto. Dunque un qualcosa, vedi, qui si direbbe che si è sbloccata una situazione un po' ferma legata al passato e che ha chiesto ti ha costretto in qualche modo ad avere pazienza, perseveranza, comunque non senza qualche momento di sconforto, come ho detto. Forse legato a una figura, una persona di cui lui può essere stato innamorato nel passato. Comunque vedo, sembrerebbe proprio che qualcosa stia cominciando, stia nascendo, o addirittura che in qualche modo lui possa essersi anche dichiarato. Allora, qui però, vedi, già mi compare una figura che faccio fatica a dire che sia tu o che possa essere qualcun altro. Dunque non si capisce bene, si capisce che comunque c'è qualcuno che gli sta a cuore. Però il problema è che nel prossimo periodo sembra comparire un terzo incomodo. Ora, non è dato perfettamente sapere se il terzo incomodo entra nel vostro ménage per te o per lui. Sembra comunque che sia qualcuno che porterà delle distrazioni e probabilmente si avvicinerà con l'intento di dare una mano. Dunque c'è da capire anche qua, saprai tu di cosa stanno parlando le sibille, perché non conosco assolutamente nulla della tua vita, dunque chiedo a te di capire in quale occasioni, in che occorrenza può verificarsi quello che ti sto dicendo. In ogni caso, sembra che questa persona potrebbe essere legata a un posto non proprio vicino, dunque qualcuno che proviene da lontano. In futuro ancora vedo che l'arrivo di una notizia ti costringerà o ti metterà di fronte a una scelta e a un'azione, a un cambiamento in qualche modo. E chiaramente
dovrai riflettere bene sul da farsi e su quello che è necessario fare per ottenere il tuo risultato. Allora devo dire che sembra proprio che qualcosa fra voi possa avere uno sviluppo, ma che ci saranno delle interferenze che probabilmente ti chiederanno di mettere a punto qualche strategia. Vediamo un po' l'esito. Dunque, effettivamente sembra proprio che il tuo impegno venga ripagato, ma che comunque, anche se appunto si apre un periodo molto positivo e vivace, attivo, che probabilmente porta anche a una maggiore vicinanza o addirittura, non so, questa potrebbe essere presa alla lettera, magari penserete addirittura di prendere una casa, comunque ti invito a non correre, vista l'età, avete veramente tanta strada da fare e potete farla con ogni serenità e calma, anche perché comunque qui c'è una figura che non mi piace, e anche la carta del ladro che è venuta qua, direi che in ogni caso non è certamente l'uomo della tua vita, ecco. Allora, andiamo avanti, vediamo un po', mi do sempre un tono, andiamo alla prossima domanda ed è Stella. Allora, Stella che chiede se Peppe, 18 luglio 78, pensa e cercherà Cinzia 3 dicembre 72 in futuro. Ok, vediamo un po'. Intanto vediamo se si è aggiunto qualche altra amicizia, direi di sì, perché ho visto Cinzia, Carla, Federica, Vera, un'altra Donatella, un'altra Federica, Maria, Roberta e Riccardo. Oh, che bello, quante belle persone, mi fa piacere. Allora, torniamo alla domanda che era terza in ordine di arrivo, dunque Stella. Allora, posso chiederti se Peppe, 18 luglio 78, pensa e cercherà Cinzia 3 dicembre 72 in futuro? Vediamo. Peppe, Cinzia, vediamo cosa farà Peppe. Sembrerebbe proprio che cercherà Cinzia. Potrebbe scriverle. Allora, dunque, nel passato abbiamo una situazione, diciamo, che ha richiesto probabilmente un chiarimento, nel senso che una figura qua, la figura di un dottore, potrebbe essere sia un dottore vero e proprio, potrebbe essere un qualcuno che per lavoro deve occuparsi o dare una mano o suggerire, trovare soluzioni per altre persone, dunque potrebbe indicare questo, come potrebbe indicare che qualcuno che ci ha dato una mano può aver creato dei momenti di turbamento. Turbamento che significa? Che magari ha creato o innescato delle gelosie oppure delle discussioni. Questo perché, insomma, con questa carta, dunque, è chiaro che qualcosa non è stato proprio molto positivo, ma sembra che questo periodo di discussioni e incomprensioni comunque abbia trovato un epilogo e aperto la strada a qualcosa di nuovo, a un cambiamento. Attenzione, anche qui
c'è la carta di Belvedere bambino. Potrebbe essere l'arrivo veramente di un bambino, ma anche l'arrivo di un nuovo inizio, un periodo molto più positivo, portatore di novità, inizi interessanti, degni di piacevoli sviluppi. In effetti, al presente vedo che stai raccogliendo questa persona, come si chiama? Cinzia o Peppe? Peppe, perché stavamo vedendo se Peppe contatterà Cinzia. Dunque, in effetti sembra proprio che ci sia qualcosa. Dunque, io non so se sono colleghi di lavoro, non so se hanno occasioni di vedersi per via di qualche affare, di qualche acquisto, di qualche vendita, non lo so. Chiaramente la carta del mercante lascia intendere alcune di queste cose che ho detto, dunque potrebbero esserci scuse valide per incontrarsi di persona. Comunque, devo dire, non so chi dei due, non so se sono, nel senso se entrambi sono impegnati altrove, se sia Cinzia sia Peppe hanno delle relazioni ufficiali o qualche altra presenza nella loro vita, perché vedo comunque una moglie. Nonostante ciò, c'è un qualcosa, insomma, di positivo e vedo comunque che effettivamente si lancerà, però sarà un interesse oscillante, volubile, probabilmente un interesse condiviso con qualche altra persona o verso qualche altra persona. Dunque, sicuramente c'è del buono, ma magari all'inizio possono esserci degli alti e bassi o comunque un carattere di incostanza. Attenzione, potrebbe anche indicare un tipo di approccio e di interesse un po' immaturo. Certo, non sembra, viste le date di nascita, potrebbe anche indicare qualcos'altro, ma sembrerebbe comunque uno slancio molto molto intenso in partenza, ma incostante e appunto volubile. Dunque, però devo dire che questa cosa, nonostante le incertezze iniziali, può svilupparsi in modo molto importante. Va bene? Dunque mi sembra comunque, altro che se cercherà, ci sono veramente i margini per uno sviluppo notevole, però nell'esito abbiamo delle opportunità, ma anche dei ritardi. Dunque non sarà sempre facilissimo, in alcuni momenti molte occasioni perse genereranno sconforto, sospiri, attese. Attenzione ovviamente a non essere impulsivi, perché questa impulsività può appunto causare dei ritardi. Dunque è importante essere comunque accoglienti per com'è la cosa e accettarla per com'è, anche perché comunque questa persona sembra che abbia accanto un'amica molto importante e alla quale riserva un grande spazio, e dunque anche qui è bene accettare la cosa per com'è si svilupperà. Va bene. Ah, era tanto che non capitava che mi chiamassero durante una diretta, vediamo chi è. Pronto? Sì? No, io avevo chiamato, era per la diretta, si doveva fare questo numero. Sì, esatto, sì. Io in genere quando mi chiamano nella diretta faccio passare avanti, diciamo così,
le persone che Saremo telefonano. stimolata, signora. Sì, mi dica. È un piacere veramente. Stavo guardando un po' il telefono e ho visto la diretta, ecco. Allora, ha una Signora, domanda da fare? Mi dica. sono sintetica. Io mi chiamo Giuseppina, signora Indegata. Io discuto questo. Vorrei capire se vivo di negatività. Posso fare una domanda del genere? Allora, vuole sapere se lei ha delle negatività? Sì, signora, sì, perché Allora, io sento il ritorno della mia voce nella diretta. Se gentilmente sì. toglie l'audio dove sta ok. ecco, dal video che Ok, segue, ok. perché così riesco a Ok. sentirla meglio. E poi le chiedo gentilmente di dirmi il suo nome e la sua data di nascita. Io le rispondo subito. Allora, 16 luglio 69. E come si chiama di nome? Giuseppina. Perfetto. Allora, attenda lì che io lo dico subito. Io vivo con i miei genitori, non sono sposata, sono una cicella, Vabbè. non so se è una situazione di salute, ma non so, oppure c'è qualcosa che mi impedisce, perché come se, non lo so, mi faccio capire così, Non si preoccupi, vediamo da cosa può dipendere. Allora, poi potrà guardare, sì, potrà guardare nella diretta, io ho girato le carte che la riguardano. Dunque, io vedo che nel passato comunque c'è stato l'inizio di un qualcosa, probabilmente di un amore che è stato anche importante e che però in qualche modo magari l'ha messa in attesa o era un qualcosa veramente, non saprei come dire, ma è legato a o a una ragazza giovane, nel senso che la vedo giovane, con questo amore che non si è probabilmente mai concretizzato e forse per un motivo o per un altro, più che altro per una scelta di assistenza, perché io vedo dottore e donna maritata, probabilmente lei ha scelto di stare accanto ai suoi genitori più grandi di lei e ha deciso in qualche modo di occuparsi di loro. Io qua vede l'anziana signora anche allegrezza al cuore, dunque vedo che lei si dedica a loro, al presente. In realtà io non vedo negatività, non ci sono delle carte drammatiche, non ci sono carte, a parte la carta del nemico, che però sono più che altro ostacoli o pericoli o cose da scansare, ma io grande negatività non la vedo. Sembra più che altro una questione karmica, dove lei è legata alla casa o alla sua famiglia. Vede, c'è un esito qui, casa, prigione, però anche costanza e amore. Dunque, secondo me, quando lei chiuderà questo capitolo di assistenza ai suoi genitori, vivrà, come dire, una seconda vita. Ok? Dunque. Mi perdoni, cioè, allora lei ha visto la mia data di nascita, no? Sono del 69. Però, ecco, se io dovessi costruire un qualche cosa all'esterno, cioè, io la volevo chiamare in un'altra Sì, allora guardi, io purtroppo le rispondo a una domanda e devo dare spazio a tutti, dunque io le ho risposto. In questo caso non vedo negatività, ma un qualcosa, un suo karma che la tiene bloccata lì nella sua casa e con la sua famiglia, ma c'è la liberazione, dunque quando lei avrà finito il suo compito sarà libera di avere una nuova vita. Io adesso però mi dispiace Giuseppina, la saluto, devo rispondere ad altre persone. La ringrazio comunque. Cosa la posso chiamare? Sì. Cioè, se la dovessi chiamare per
fare prima, così non devo aspettare insomma questa prigione karmica fin quando muoiono. No, lei può chiamarmi per un consulto privato quando vuole, il mio numero è questo, d'accordo? La ringrazio e buona serata. Grazie a lei, Grazie, buonasera. Eccomi qua. Allora, ci siamo sempre, siamo di nuovo qui e rispondiamo a Donatella. Donatella, buonasera Donatella, 29 ottobre 67, Kim, 20 aprile 66. Vuole sapere Donatella se si separerà da lui. Va bene, vediamo cosa succederà. Allora, sì, scusate, sì, 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 ho un'allergia. Allora, dal taglio non sembrerebbe, però dovessi dire a pelle sembra che stia tornando un vecchio amore. Vediamo un po' però. Ah, scusate, non è certo la mia faccia con i capelli ormai da tingere e che vi interessa più di tanto. Allora, voilà. Mm, 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 mm. Caspita. Accidenti. Donatella, qui io vedo ripetuti tradimenti e tante lacrime nel passato. È una situazione che probabilmente in questo momento ti vede molto prostrata, c'è al presente l'ammalato, dunque probabilmente stai facendo delle valutazioni e vorresti separarti, ma sembra che il pensiero più grande sia non solo il vincolo che c'è fra voi, ma forse anche qualche situazione economica. Ora, quello che posso dirti è che intanto vedo arrivare una notizia molto a stretto giro, se non che addirittura è arrivata oggi, ieri, sai, è proprio nella linea del presente, dunque qualcosa di, se non è già appena successo, è in procinto di arrivare questa notizia. Può essere una telefonata, può essere un messaggio, comunque qualcosa che da una parte non è molto rilevante, però comunque apre uno spiraglio per il futuro. Devi fare attenzione comunque perché sembra che ci siano delle difficoltà e degli ostacoli, che qualcosa si muova nel prossimo periodo e che richiede le dovute accortezze, dunque attenta a come ti muovi, attenta a come parli, perché qualcuno ti sta studiando, ok? Cioè ci sono comunque degli ostacoli. E, però probabilmente ti starà accanto un'amica, qualcuna che proverà a darti una mano. Non vedo ancora nell'immediato la separazione, sebbene ci saranno momenti positivi e momenti di grande confusione. Anzi, momenti in cui passate da un'apparente serenità a momenti di parole che volano. Dunque è un consiglio quello che danno le sibille di avere la massima prudenza, attenzione. Comunque sembra che ci sia qualcosa legato a qualche posto lontano. L'esito comunque parla di separazione, sì. Non sarà subito chiaramente, però la situazione io penso che tu abbia capito
è un po' senza ritorno, È una situazione veramente che ti pesa tantissimo, ma che dovrai, secondo me, avere il coraggio tu di avviare tutta questa eventualmente separazione. E non so, c'è forse, non so se avete una figlia, ma c'è comunque ho appunto proprio una figlia che magari giudica e per la quale cercate di mantenere insieme questa relazione, di mandarla avanti, oppure può indicare che la separazione non sarà sempre facilissima. Ok, dunque suscettibile di qualche afflizione, di qualche piccola preoccupazione. Comunque, purtroppo non è una situazione bella quella che ho visto e dunque probabilmente sarete costretti ad arrivare a quello, a un certo punto, alla separazione. Benissimo, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo comunque che torno lunedì alle 21:30, dunque ai tanti per i quali mi dispiace non aver dato una risposta, ma che se vorranno la risposta da me possono tornare lunedì alle 21:30, sempre sul mio canale YouTube. E vi ricordo inoltre che la settimana prosegue con mercoledì sera alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dove vi risponderemo in due, e si conclude di nuovo poi venerdì alle 21:30, sempre qui su questo canale. Dunque vi aspetto, ricordatevi anche di Facebook e dei gruppi dove siamo presenti quotidianamente, e ovviamente sono a disposizione per consulti privati a pagamento. Il numero è quello che vedete nel titolo e il costo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti. Grazie veramente di cuore, vi abbraccio uno ad uno, vi auguro un buon fine settimana e il Marietto e io andiamo a fare le pulizie radiestesiche. Un abbraccio a tutti, buonanotte.